che sono andati molto bene. I capoluoghi di regione sono stati, come si dice, un cappotto, nel senso che su 6 capoluoghi di regione il centro-sinistra li ha portati a casa tutti e 6, acquistando anche dei capoluoghi di regione che non governavamo, quindi molto bene. Bene anche, devo dire, i comuni sopra i 15.000 abitanti, per cui devo dire che insomma il risultato è positivo, e se devo trovare così una nota polemica, ho letto con un po' di perplessità e anche con un po' di amarezza in retroscena che oggi raccontano di una Presidente del Consiglio che per ritorsione vuole fare quello che Federica per ritorsione ha fatto qui, e cioè quello di eliminare il ballottaggio e di far vincere chi arriva al 40% al primo turno. Io trovo francamente dal punto di vista proprio della democrazia sia sbagliato, e che il ballottaggio è invece quello strumento che serve anche per rimettere insieme non tanto i partiti, ma per rimettere insieme gli elettori. Sai, un elettore che ha votato un candidato che poi non è arrivato al ballottaggio ha la possibilità di scegliere quello che sarà per lui il sindaco migliore in futuro, e quindi lasciargli questa possibilità con il ballottaggio secondo me è una necessità, è utile anche per far tornare la gente a votare. Ci lamentiamo che non vanno a votare e poi li facciamo votare sempre meno, mi sembra francamente ingiusto, quindi spero che non si faccia l'errore che si è fatto qui in Friuli Venezia Giulia.